Quando arrivò il turno della bellissima donna che avevo davanti, lei dichiarò 3 cuori e nei suoi occhi mi sembrò di scorgere un sorriso di intesa. O meglio, come si dice in termini brigittici, abbiamo trovato il fit. La mia risposta, pensai, sarà 4 cuori. E ci siamo aggiudicati il contratto e quando scelsi la mia prima carta per giocare la nostra partita, ebbi la crescente consapevolezza che in realtà stavo iniziando una partita molto più importante, forse quella della mia vita. Per esserne sicuro scrutai i suoi occhi, imperturbabili, sfuggenti, ma piccanti. Io non riuscii a decifrarli. Io seguirò un piccolissimo franetto, appunto, tratto sempre dallo stesso racconto collettivo, che chiaramente non è proprio conseguenziale a quello che lei ha letto. C'è un frangente e poi viene questo piccolo pezzettino. Per esigenze, diciamo, anche di tempi abbiamo dovuto stringere, sintetizzare. La conoscevo da pochissimo, forse solo mezz'ora, e già mi sembrava di amarla. Non mi era mai successo prima, io che sbeffeggiavo i sentimentalismi e non credevo esistesse il famigerato volto di lui. In tutto ciò intravidi immediatamente, istintivamente, che Nicola, mondano e belloccio, da sempre di successo Le bugie, sai, non si dovrebbero mai dire, bisognerebbe dire sempre la verità, questo è vero. Ma c'è un posto, forse in città, dove è consentito dirle, la metropolitana. E sai perché? Perché ce lo dice l'anagramma, mentirò in metro. Il metro è l'anagramma di mentirò. L'altro è su un nome femminile, un bel nome che è Virginia. La Virginia, questo splendido stato degli Stati Uniti d'America, è uno stato che devi girare in lungo e in largo più di tutti gli altri stati d'America. E sai perché? Perché ce lo dice l'anagramma, giravi in Virginia, giravi in l'anagramma di Virginia. Veramente un applauso perché so che L'ultimo che ho fatto, tuo sì, l'ultimo mio, forse, non so, forse uno dei più carini. Vedo un bel porto davanti a me e penso a cosa starebbe bene nel bel mezzo di questo porto. Pensa che ti ripenso, ho trovato tante poltrone. E lo sai perché? Perché lo dice l'anagramma, poltrone nel porto. Il porto è l'anagramma di poltrone. Gli uomini sentano. Mi parla con tono roco e talvolta aggressivo, fa quasi paura e ogni volta quasi mi respinge, ma poi, sempre a voce bassa e con tenera inflessione, mi culla della sua carezza. E lo sai perché? Perché me lo dice l'anagramma, porco no. Della violenza sulle donne, no, poi magari del tenero e poi certi momenti. Dici qualcosa anche tu? Unisco a tutte quante, io sono l'ultima arrivata, però mi trovo benissimo. Dobbiamo fare Siamo le ultime arrivate, però mi trovo benissimo, molto più anche la mia bambina, perché ritengo che debba respirare l'aria di cultura che Lisa sa infondere molto bene, alla quale io sono riconoscente per tante cose, lei lo sa, per tantissime cose. Grazie, mi commuovi. Poi c'ho la verità. Grazie, grazie. Ha portato questi anagrammi. All'inizio ci veniva, ma abbiamo riso come matti. E poi io sono stata presa perché ho detto perché? Anche io ma li tengo io, sì? E vabbè, dai, tanto sono brevi, poi... Allora, caro mio, una cosa ti confido. Di te mi sono infatuata, sono rapita, ammaliata, incantata. È da tanto che te lo volevo dire. E lo sai perché? Perché lo dice l'anagramma, amore a re. Allora, sensazione di libertà, la mia. Vagare senza meta alla ricerca di me stesso, senza tempo, senza orari. E lo sai perché? Perché lo dice l'anagramma, giorni in giro. Terra profumata, foglie secche e fili d'erba, petali e colori sono lì nel vaso, ma non sono soli. Lo sai perché? Perché lo dice l'anagramma, insieme, nei semi, insieme.
che non c'è nel libro. Sembrava calmo, bravo e simpatico, ma nascondeva un lato oscuro. Si divertiva a fare scherzi. E lo sai chi è? Chiedilo all'anagramma. Arse Fontane. Stefano Nera. Perché l'avrebbe dovuta fare, li farà a tutti dei partecipanti. Allora, adesso volevo farvi fare un gioco. Come vi ho detto nel libro ci sono dei giochi che non tutti conoscono, ma anche chi fa poi le pubblicità. Sono gli autogrammi, sono quelle parole. Si sente. Quest'anno il laboratorio ha avuto come tematica, come fil rouge, come dico io, tutti mi prendono in giro, il gioco come il gioco degli scacchi, il gioco delle carte, il gioco come le schermaglie amorose tipo le baruffe piozzotte goldoniane e soprattutto sport, il gioco del tennis e indovinate un po' il gioco del calcio che ovviamente non poteva mancare. Sempre nel libro, quest'anno ovviamente c'era il gioco, abbiamo fatto dei giochi, non soltanto giochi enigmistici, abbiamo proprio inventato dei cruciverba noi, abbiamo inventato degli anagrammi bellissimi e abbiamo inventato dei giochi linguistici tipo gli acrostici, gli autogrammi. Allora, io chiamo innanzitutto la Marina Arsenti. Allora, il suo racconto è multitambole e dicevo che i quadri sono ispirati ai racconti perché eccolo qua, c'è quello del suo Renoir, il pomeriggio dei bambini. L'ha fatto, questo è. Questo Renoir. Bellissimo, abbiamo scelto come ad hoc. E il suo racconto è una tenera e commovente fotografia del difficile rapporto madre-figlia. Spesso sono due mondi diversi, due generazioni a confronto, ma spesso e per fortuna c'è sempre il riscatto. Vuoi dirci qualcosa o vuoi prima leggere? Allora, Gisella amava come null'altro le sue tre bambole e per niente al mondo se ne sarebbe mai separata. Erano le sue confidenze. Allora, Teresa. Riflessione sul gioco. Ecco una parola che affascina tutta l'umanità. È qualcosa di estremamente magico, che coinvolge tutto l'essere, inebriandone l'intera essenza. Scusate l'emozione. L'altro uomo del laboratorio per Marco. Che noi giovani possiamo ascoltare la voce di Isa. Possiamo, attraverso la saggezza, ricreare la vita e poterla continuare in modo positivo. E quindi lo sport è importante, insieme alla formazione culturale, spirituale, è importante perché ti dà la possibilità proprio di fare questo, di andare avanti con spirito positivo e di insegnarlo anche agli altri. Allora, Emanuela. Praticamente il mio intento è quello, non so l'intento quando l'ho scritto di getto, però è la musica che per me è molto importante, la funzione della terapeutica e salvifica, in un certo senso, della musica, almeno per come l'ho vissuta io. Allora, Roberta. Avevo carta e penna, siccome io adoro il mare, anche nel mio libro di poesie del mare è un tema ricorrente, ho pensato di scrivere un raccontino dove il gioco fosse collegato al mare. E quindi ho inventato questa storia dei due bambini che giocavano con le buche di sabbia. E poi quando uno scrive chiaramente si ricollega ai ricordi di infanzia, ai episodi della propria vita, e quindi c'è un po' di tutto qui dentro. È abbastanza interessante. Io vi leggo un pezzettino. Allora, Susanna, come dicevamo prima, il primo laboratorio, quindi è una anche lei. Pezzettino, questo racconto si chiama Un passatempo inutile
e parla appunto di questi barattoli che possono essere riempiti, così come la vita può essere riempita, può essere svuotata, si può cambiare, ci possono essere dei cambiamenti, ci possono essere dei momenti in cui si tende a tenere, a raccogliere tutto in sé, e ci sono dei momenti in cui invece forse è bene imparare a lasciare andare. Mi viene voglia di risalire. Allora, Marilena Porta, allora, sono due racconti che sono pennellati di colori, sfumature di emozioni, intrecci di rapporti talvolta difficili. È la storia di una bambina ebrea, in realtà, quindi un gioco di mondo nuovo. Quale leggo? E sono un ragazzo e una ragazza, insomma, però le cose viste dagli occhi di lei, loro si conoscono in una situazione un po' ambigua, dove sembra poi difficile dirsi che si vogliono bene, che si piacciono, cioè consumano insomma questo testo in maniera facile sembra, ma non è proprio così. La scintillante linearità di Arianna nel battere le palpebre, il suo modo... Io ho scritto anche un racconto e Agnese che leggerà un pezzettino. Guarda caso si intitola Giochi da gemelli, perché Marco è un gemello, mio figlio. Grazie. Allora, giochi da gemelli. Finalmente era arrivato. Quel figlio tanto atteso era dentro di lei, lo sentiva crescere giorno Di sperimentazione ho voluto leggere appunto questo acrostico perché è divertente, non ha pretesa di essere ovviamente un componimento letterario né tantomeno una poesia, soltanto una sperimentazione, ecco, perché il titolo appunto del nostro libro è sul gioco, quindi effettivamente ci sta sia il contenuto che anche la forma, diciamo, stilistica di questo componimento, che si chiama appunto acrostico. Che significa acrostico? L'hai spiegato già prima? Cioè le iniziali praticamente di ogni verso costituiscono una parola oppure una frase. Anzi, io vi invito a dirmi voi qual è il titolo di questo acrostico, facendo attenzione all'iniziale di ogni verso che io vi leggo. Ok? Facciamo questo gioco, vi va? Allora, gambe lunghe di certo non le avevo, infatti ero ancora una bambina, o meglio ancora, come diceva mia nonna, una donnina, che amavo tanto indossare cappelli, belletti, vestiti e, oh sì, le scarpe alte di mia madre. Lì, dentro quelle magiche scarpe, immergevo insieme ai miei piedini tutta la mia persona. Ballavo, camminavo, mi appoggiavo e Leggerò sicuramente, è un breve estratto, quindi comunque dovrete leggere il libro. È un litigio, diciamo estrapolato da un litigio di coppia. Che strano, perché le coppie litigano? No, Noi no, mai. che le dicono? Una cosa strana questa, una cosa anomala. Così mai però. Una cosa anomala. Però così mai sono successe. È come se avessi ricevuto una stilettrata, una doccia fredda. Non sta andando come avevo immaginato. Si sta ribaltando tutto e mi sento già persa. Anche ha fatto due cose, dunque Marina ha fatto un racconto che è un dolcissimo del rapporto nonna-nipotina. Peraltro io farei un ulteriore applauso a Marina perché Marina è diventata binonna di un nipotino adesso. Si chiama Lorenzo. Il capellone, lei mi ha mandato il messaggino, c'è il capellone, l'ho visto e dico sì, complimenti a Bidas perché e quindi chiaramente questo discorso adesso dovrei farlo anche per Leonardo. E invece i versi ha fatto una cosa originalissima perché ha messo in versi il titolo della raccolta, infatti la sua poesia si chiama Il gioco della vita, e con un discorso è stato il difficile percorso della donna dall'infanzia fino alla vita, quindi ha vissuto tutti gli stati d'animo, le situazioni che la donna ci proviamo tutte. E poi una cosa che voglio dire, i 3 anni insieme servono perché normalmente ciò che sempre Lisa vuole è il racconto breve, vero? Sempre mi raccomando, 3 righe, io sarò ancora più brava perché uso solo 3 parole per i nostri laboratori, non 3 righe, 3 parole che sono piacere, condivisione ed emozione. Bellissimo, bellissimo. Allora leggo la poesia, visto che non dico poesia.
ha scritto un racconto veramente originale ed incalzante, dove i successi e gioie si mescolano alle incertezze. È il difficile percorso di un adolescente che si trova catapultata in un mondo di adulti per una vincita inaspettata al gioco a scacchi e più che inaspettata non voluta. Ecco, volevo prima che lei racconta farvi vedere i quadri che abbiamo trovato fino adesso. Allora, questo è il gioco a scacchi ed è di Mézières, un francese, e poi l'altro era quella sua La mia reputazione internazionale germogliò grazie a 2 circostanze. La prima, un errore della Commissione russa, perché io non potevo... Siamo messi male proprio. Sì, Siamo messi male. il racconto è una persona spregiudicata, una persona che insomma non si fa scrupoli di alcun tipo per poter raggiungere gli obiettivi che si è prefissato diciamo c'è una frase che lui ripete durante il racconto, insomma dice io sono avvantaggiato nei confronti del destino perché io posso parare e il destino no, e continua a ripeterla e nel frattempo insomma gli capita di ingannare le persone che più ama nella sua vita e di perderne altre, insomma, per questo. Quindi lui continua in questo modo di vivere spregiudicato, però poi diciamo gli viene presentato il conto. Scusate, mentre lo inizia vi volevo far vedere, ovviamente il titolo è Il Varo e noi abbiamo trovato i vari di Caravaggio. Abbiamo fatto un'accurata ricerca dei quadri anche. Ma tu ci credi nel destino? Ogni tanto Lorenzo ripensava con dolcezza a quello. Allora, Marisa Miglianelli, il suo racconto di un mondo lontano, quando ancora non c'era l'influenza della TV e ci si accontentava di poco, quindi molto 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 lontano. Reminiscenze, proprio come dice il titolo del racconto, i giorni decenti di una vita forse povera, ma ricca di sentimenti, che credo noi, non più proprio giovanissimi, ne piangiamo un po' forse noi. Il motivo per cui l'ho scritto è, a parte il fatto che io non gioco, non conosco giochi del genere, no, questo è un ricordo della mia infanzia ormai lontana, che questi giochi semplici che ormai non ricorda più nessuno, e l'ho fatto sia perché qualcuno della mia età magari può ricordarli con nostalgia, e sia per i giovani che non ne stanno nemmeno in esistenza nell'altro. Stefano? Allora, Stefano Nera non poteva ovviamente fare il gioco del calcio. È un racconto sul gioco del calcio, vi faccio vedere il meraviglioso quadro che abbiamo trovato, che è Carlo Carrà, partita di calcio. È stupendo, è cromatico, è meraviglioso. Il suo racconto è su una delle partite più memorabili Italia-Germania, finita 4-3 del 70, vista però con gli occhi di un bambino di 10 anni, e quindi c'è ovviamente tanto tifo, però anche tanta tenerezza. Sì, infatti fu proprio la partita del secolo, come è possibile, la partita finisce 4-3. Quel giorno nel 70 finì proprio 4-3 per l'Italia. E lo dici con una nostalgia e proprio un afflato. Sembrava che l'Italia potesse perdere perché dopo che diceva per un